Due senatori, Alberto Filippi e Marco Stradiotto, una europarlamentare, Mara Bizzotto, il presidente di Veneto Innovazione, Raffaele Zanon. Di 30 inviti solo 4 le risposte all'appello di Federcontribuenti, che ha organizzato un tour di Ferragosto nelle aziende aperte per crisi. A Vigonza la prima tappa. Questa è l'azienda di Movimento Terra di Roberto Meneghello. Il 18 agosto l'attività compirà 20 anni. Un capannone vuoto il suo? Sì, una volta era pieno e adesso è vuoto, speriamo che restino queste macchine, speriamo, diciamo. Quante ne aveva di macchine? 14 macchine, purtroppo adesso sono stato con 5. Lei avanza 50.000 euro da un'azienda? Sì, purtroppo da lavori fatti l'anno scorso, oggi che a metà agosto dovevano ancora fare il collaudo, quasi dopo un anno. Ha licenziato i suoi 2 dipendenti e adesso lavora da solo Roberto Meneghello per vivere, ma non vuole arrendersi come Moreno Dal Pian che ci accompagna nel tour. Gestisce un'azienda che fa trasporto scolastico e per disabili nel Vicentino. La banca avanza da lui 250.000 euro, gli ha chiuso i rubinetti e messo all'asta la casa. 4 furgoni, uno gliel'ha lasciato Equitalia? Sì, uno è stato di Equitalia. Io quella sera che ho mandato l'email, io ho scritto, guardate, io ho fatto 2 polizze assicurative per la vita, intestate mia moglie e mia figlia, io avevo messo che la facevo finita. Dopo di loro mi hanno contattato e mi hanno salvato in estremis veramente, perché per me ero arrivato proprio alla frutta. Secondo i calcoli di Federcontribuenti la banca dovrebbe restituirgli per interessi usurai 75.000 euro. Nonostante tutto, Moreno Dal Pian va avanti. Da Vigonza arriviamo a Campagnalupia, un capannone del 2005 quasi pagato, un'azienda specializzata nel noleggio di gru passata da 4 milioni di euro di fatturato all'anno a forse 700.000. È il dramma della Euroema, racchiuso qui, in questi faldoni. Pratiche legali per recuperare 800.000 euro di crediti da clienti e fallimenti. La mia azienda è in liquidazione per un effetto negativo di economia, per cui sì. A casa tutti e 20 dipendenti? A casa tutti e 20 dipendenti, per forza. Lei è riaperto? Certo che ho riaperto, all'estero però, e invito tanti altri a far questo poi.